Buono questo segnale con veloce Amos Rab che prende l'iniziativa, mentre velocissimo Urian Ors che sbaglia, però stava passando in seconda posizione. Ha sbagliato anche Camilla Bass, 200 metri in 15 e mezzo. Al comando Amos Rab nei confronti di Zar Parlante, la terza posizione per Dimitri ZS, poi ancora gli altri con la mossa esterna da parte di Daikiri Piz che prova a risalire, 400 in 31 e mezzo. All'avanguardia Amos Rab su Zar Parlante, Dimitri ZS, poi Kanaka OP, quindi Vaumar di fuori Daikiri Piz, 600 in 48 e 4. Amos Rab che prosegue nella sua marcia in vantaggio, sempre seguito da Zar Parlante, Dimitri ZS, Kanaka OP di fuori Daikiri Piz, 800 in 1, 5 e 2. Si va pianissimo con il leader che ovviamente non ha interesse ad implementare l'andatura. Nella sua scia sempre Zar Parlante avanti a Dimitri ZS, poi Daikiri Piz, il primo chilometro di Amos Rab se n'è andato in 1.22.1, Daikiri Piz di fuori con in scia Dolce Stella, poi Doritos B, mentre dopo la rottura iniziale si ripresenta al largo Camilla Bass che prova ad aggirare il gruppo. Davanti alle tribune una frazione in 15 e 8, c'è un altro 32 e 7. Camilla Bassi in terza corsia raggiunge Daikiri Piz e la costringe ad andare sulla testa della corsa. Amos Rab in vantaggio, di fuori Daikiri Piz, in terza ruota Camilla Basse, in corda Zar Parlante, frazione in 15 e 4 per la curva di destra, con al comando Amos Rab che prova a replicare a Daikiri Piz, poi Zar Parlante, Camilla Bass, Dolce Stella, Dimitri ZS, a 400 dalla conclusione una frazione in 14,3, 2,7 e mezzo per il miglio di gara. Amos Rab in vantaggio, Daikiri Piz che riprende in mano e riprende fiato in scia, poi Zar Parlante, poi da Doritos B che viene in mezzo alla pista, la retta d'arrivo per Amos Rab che è in vantaggio nei confronti di Daikiri Piz, al largo di tutti Doritos B, ci prova Daikiri Piz su Amos Rab, si difende Amos Rab, attacca Daikiri Piz, Amos Rab che vince su Daikiri Piz, al terzo finisce Doritos B, al quarto Camilla Bassa, al quinto probabilmente ancora Dimitri ZS. 29,7 ad arrivare, 1,19,2 il doppio chilometro di Amos Rab, percorso di testa vincente per Sandro Miraglia, che è allenatore, guidatore e proprietario dell'8 anni da Vigliano Prince. In coast to coast respinge tutta strada dai Daikiri Piz e fa sua la vittoria. Rivediamo nelle immagini Amos Rab che porta a casa il successo, Daikiri Piz al secondo posto. Mentre andiamo a rivedere nelle immagini il terzo per Doritos B, il quarto per Camilla Bass, il quinto per Vaumar che all'esterno batte Dimitri ZS, successo di Amos Rab e Sandro Miraglia.